Ossin a Bordan, paesut sot des prealps stiernielis, a miegis tra la Mont e la Plane. Sino chi parvio del tiliment? No, per lassù sul San Simeon? No vue al mancul. L'avete veduto? I sinchi parie e parduti sches come je. Bordan al il país des paveis. Fin dai primi del Novecento, scienziati tedeschi e austriaci venivano qui a studiare proprio gli paveis, di lung de vierte e dall'estate. Perché domit al territorio del Monte di San Simeon si chiatin più di 600 specie differenti di paveis. 100 sono che svolin di dì e più di 500 che notturnis. Si può vedilis anche di lung dal troi entomologic companei che spieghin le particolarità di questi besteutis. Gli paveis sono il simbolo del paese, anche di tutti i generi, anche di ches che non avresti mai pensato di chiatà. Anin a scoviergi la chiesa des paveis e le specie esotiche di ben 3 ecosistemi tropicali. D'indulash comencino. De Afriche, a chi io può inchiatare le plantis e le paveis de foreste africane. Questa è la monarchia africana, una specie subtropicale africana che occhiatin anche in tal sud-est asiatico e pardabon in tal sud Italia. E è una pavè velenose, per via des plantis velenosis che la ruie e mangie. Per questo è anche una des paveis più imitadis. Oves capit benon? Son paveis che adoprin i schemi di colori di ches velenosis per difendisi dai predatori. Queste invece è la pavè comete, che vende des forestis pluvials dal centro Africa. E ha due santenis grandononis, che in pratica funzionano tanto che un nas, e dunque ha un olfatto super sviluppato, e due lunghi scodis che i coventin per stravia ignotui. A chi occhiatin paveis di tutti i colori, ma come a ore di là in devant, a in Asia. Indula che chiatin le plantis e le paveis dai boschi pluviali de Asia e de Australia. Queste è una des paveis più comuni des forestis dal sud-est asiatico, o ben menone. Menone? C'è sturnide cosoi, o intendevi la memnone. Veca una pavè che ha il nome di un re famoso. L'Agamennone si le conosce per il color verde che i podin viodi sulle sales. Il verde è un colore che non si vede spesso des paveis. I pigments, presenti des membranis des paveis, riflettono i colori de luz e, in questo caso, riflettono come il verde. Veca la pavè rumanzovia, des Filipinis. Il maschio ha l'ala livree nere e grigie. La parte sotto de ale, invece, è di un biel rosso vibrante. Anche queste pavè imite une velenose per non farsi mangiare. Nin in devant. Venus ca te ultime des 3 sidreris de chiase des paveis, dedicate al mont tropical dal Sud America, o ben la Amazzonia. L'avete vedute? Queste è la morfo blu. La morfo blu è una pavè con le sali iridescenti. Questo colore tan forte permette ai maschi di conoscersi tra di loro per dopo scombattersi e conquistare il cuore delle maschie. Un'altra pavè curiosa è la pavè civuite. Si chiama così per via del grande voli che si vede quando le sali sono siradis. Questo spaurisce i predatori, che le chiappano per un animale più grande di loro. Difficile vedere in tanti svoli perché la loro attività si concentra in tal cricà dal dì e tal amont, ma sa me in proprio una civuite, no? Dut cash, le paveis le stiatin anche a torpa al paese e ande fin tremai di ches che non svolin. Venite con me, io sporti a viodi i murales sparnicias sui murs des tiasis di Bordan e de Sofrazion, Tarnep, la che son pitturas paveis, eventi storici e de tradizione locale e storie di immaginazione. Pensate, che son pui di 230 murales. Dal 1996 al 2000, il Comune ha bandito concorsi di queste per artisti di ogni bande dal mondo e di che volte il paese è diventato un sclop di colori e di paveis sui muri. Allora, vi è piaciuto il paese des paveis? Se vi è piaciuto questo giro dal mondo tropicale di Bordan, mettete un mi piace e notate al canale, che magari, perché no, tornare in ca a vedere altre maravillas. Maman!